In Italia l'utilizzo delle acque depurate per fini ambientali e di irrigazione è insufficiente e questo rischia di costarci una pesante sanzione da parte dell'Unione Europea. L'allarme viene da Flormart, fiera padovana del floro-vivaismo, che ha ospitato un convegno sulla fitodepurazione organizzato da Ambi Veneto, associazione regionale dei consorzi di bonifica. Un tema molto sentito dai consorzi veneti, che hanno già destinato circa 300 ettari del territorio regionale a progetti di depurazione che consentono di abbattere dal 50 al 70% la presenza di azotati e fosfori nelle acque. I consorzi di bonifica si candidano a gestire questa grossa parte di acqua fitodepurata per poi riutilizzarla nell'agricoltura per produrre cibo di qualità e soprattutto per produrre economia. L'agricoltura veneta è uno dei fiori all'occhiello del nostro export, per cui credo sia importante continuare ad investire in questo sistema, in questo modo. Consorzi di bonifica in prima linea nell'utilizzo di sistemi di fitodepurazione non solo in Veneto ma anche in altre regioni del territorio italiano. Un investimento in tecnologie e processi che salvaguardano non solo l'utilizzo della risorsa idrica ma anche la qualità dell'ambiente. Siti importanti per la risorsa idrica poi molto spesso diventano siti importantissimi dal punto di vista naturalistico. Questo significa che l'acqua che noi puliamo e l'acqua che ridiamo alle aziende agricole per produrre una straordinaria cosa che è il cibo, il vero made in Italy, ecco, in questo momento creiamo anche ambiente, creiamo quella biodiversità che ci è conosciuta in tutto il mondo, che è strategica per poter continuare a difendere il nostro territorio, il nostro paese. La fitodepurazione, sistema che permette il riutilizzo dell'acqua impiegata per usi civili e industriali, è d'altra parte un processo già presente in natura. L'esempio più tipico, tra i più importanti, è quello fondamentalmente ad esempio dell'abbattimento delle quote di fosforo e di nitrato che avviene nel reticolo secondario. Anche il reticolo che ci accompagna lungo le strade, di cui non ci accorgiamo, no? È un reticolo, diciamo, erbaccia. In realtà quel reticolo è assolutamente un grande depuratore, oltre ad essere un grande trasportatore. Allora il portare quel meccanismo naturale all'interno delle nostre capacità di progettazione, tecnologia e innovazione, che è una straordinaria altra sfida anche occupazionale, fra parentesi, credo che sia un passaggio importante. Da Padova un allarme raccolto dal governo nazionale che sul tema fitodepurazione ha già avviato un tavolo di discussione con l'ISPRA e le agenzie regionali per l'ambiente. Credo che queste buone pratiche debbano essere ampliate, debbano essere anche aiutate per rendere economicamente interessante anche la piantumazione all'interno di quelle che sono le aree umide. E questo perché si deve valorizzare e tener conto di quello che è un costo ambientale. Nel momento in cui noi non le riutilizziamo possiamo andare in infrazione europea e quindi questo è un danno nei confronti di tutti i cittadini. È già costituito un tavolo, io credo che nel Green Act, il prossimo decreto che noi faremo in tema ambientale, sarà presente una normativa sulla fitodepurazione.